Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno a tutti cari amici, eccoci oggi a vedere un'altra puntata del Total Steel. Ecco, Total Steel, come già visto in precedenza, è giocato appunto dai migliori giocatori del mondo. I risultati sono stati molto vincenti per ora. C'è ancora, nel momento in cui sto commentando, c'è ancora una partita in corso. Allora, i risultati vedono come primo giocatore Abdusattorov, ex campione del mondo Blitz e Rapid. Poi stanno recuperando molti giocatori. Carlsen stava recuperando. Sono molti giocatori che, come ieri e so, che stanno giocando molto bene. Ecco, Abdusattorov sta liderando il torneo, è il leader, ma oggi ci sarà una spiacevole sorpresa per lui. Vediamo, ecco, c'è una partita che sta perdendo contro Keimer Vincent, il giovane prodigio. Altri risultati: una bellissima vittoria di So contro Dingliren e alcune patte, una vittoria di Rapport, mi sembra, ma vorrei soffermarmi sulla partita di Keimer contro Abdusattorov, una partita che sembra vinta, questo finale di torri. E i finali di torri sono sempre molto difficili per tutti i livelli, per questo è necessario conoscerli molto bene. Sembra vinto, ma vediamo se sarà in grado di vincere la partita. Siamo alla mossa 77, ecco, stanno giocando veloci i giocatori. Mi aspetto che la partita finisca tra poco. Ora torre H6 unica e vediamo se il bianco riesce a vincere. Torre H6, re F5, ora torre F6 per allontanare di più il re. Ok, e adesso vediamo se il bianco riuscirà a vincere. Ora re E5, unica mossa legale, non so cosa aspetta. Ora il bianco dovrebbe vincere perché questo pedone è molto veloce. Per esempio, se sposta la torre poi può giocare G6, G7, andare a donna. Per esempio su torre F8, non so cosa potrebbe giocare il nero. Potrebbe per esempio provare a dare scacco, no? Ok, il re si sposta, ok, il nero dà un altro scacco, ok, il re si alza. Se si dà un altro scacco non serve a molto. Torre G1, e a questo punto si vince. Per esempio si può dare scacco, si cattura il pedone F e poi si vince pian piano con i due pedoni. Se per esempio in questa posizione, questa partita è ancora in diretta nel momento in cui la sto commentando, quindi ancora io non so il risultato. Io penso che vincerà il bianco, ma non lo so, non posso prevederlo. Se il nero si butta sul pedone in F3 per cercare controgioco, il bianco vince giocando punto esclamativo torre F5 e quindi su re di 6 si cattura il pedone in F4 e si vince con i due pedoni in più. Anche su re di 4, torre per E3, re E3, il bianco ora sposta la torre e vince con i due pedoni in più, vince facile. Quindi ecco, il bianco sta pensando, ma ora appunto se sposta la torre, come detto prima, vince. Il nero potrebbe provare a buttarsi sul pedone giocando così, ma il bianco può vincere per esempio difendendo il pedone, minacciando G6. L'unica altra mossa da vedere è scacco e torre G3 adesso, ma il bianco dovrebbe vincere. Il bianco dovrebbe vincere un lungo finale, per esempio. Qua magari non tanto G6 e G7, e forse è più imprecisa, ma ci sono delle altre idee per vincere. Come si può vincere questo finale? Con una manovra, bisogna manovrare con il re, una manovra difficilissima. Io penso che Keimer Vincent possa trovarla. Re F5 su torre per F3 si dà scacco. A questo punto, se il re nero si sposta, il re nero è tagliato fuori. Ora re F5 vince, perché il re tiene a bada il pedone F4, allo stesso tempo si appoggia all'avanzata del pedone G, che più avanti la stessa torre del nero blocca il proprio pedone. Su torre G3 il bianco cattura il pedone F, poi rimanovra e vince con la manovra del ponte di Lucena. E tra l'altro, se uno vuole sapere come vincere questo finale con il pilota automatico, può comprare il libro che abbiamo appena pubblicato sui finali di torri, che spiega come vincere questo, una volta entrati in finali tecnici, come vincerli a mani basse.
E se il nero per esempio si sforza di tenere il proprio pedone, a questo punto il bianco dovrebbe perdere questa posizione. Come potrebbe perdere? Con una manovra, non so se riuscirà a trovare tutte queste mosse il bianco. Il bianco può vincere mettendo la torre in E4 e su F3 torre F4. Bellissimo la torre. La regola di Tarrasch, la torre sia per appoggiare i propri pedoni sia per contenere i pedoni passati avversari funziona bene da dietro il pedone. E il re nero è sempre tagliato fuori, non può fare nulla. Su F2 il pedone non può progredire oltre, il bianco vince giocando G6 e accompagna poco a poco il proprio pedone a promozione. Il nero non può fare nulla, se muove la torre cade F2, se muove il re il bianco pian piano avanza. G7, ora si minaccia di andare a donna, torre G1, torre per, poi si appoggia il pedone e si vince. È difficilissimo però da trovare questo finale. Difficilissimo da trovare. Non so se hanno giocato. È possibile che Keimer si sia sbagliato e abbia giocato torre B6. Wow. Forse ciò che avevo previsto non si è avverato. Ciò che ho previsto non si è avverato e il bianco non riesce a vincere. Questo finale è fantastico. Non so come finirà la partita. Potrebbero esserci errori reciproci. Vediamo se Abdusattorov riesce a tenere e salvare la partita. Nel frattempo vediamo l'apertura. Nell'apertura, di solito inizio dall'inizio, però visto che la partita è in corso, no, era vincente vedere. È un'apertura inglese e qua siamo trasposti nella difesa Tarrasch, dopo C per D e per D di 4. Il punto è che si creerà, dopo il cambio di questi pedoni, si creerà un pedone isolato su colonna aperta nel campo del nero. Diciamo che l'ordine più comune in cui si entra in questa apertura è D4, D5, C4, E6, cavallo F3 o cavallo C3, C5, C per D, E per D, cavallo C3, cavallo C6, G3, cavallo F6. Questo è l'ordine più comune, però siamo entrati qui da un'apertura inglese. Quindi, a questo punto, alfiere 7 e il bianco gioca a 3. Ecco, A3 non è affatto la principale. La mossa più giocata mi sembra che sia Arrocco. Poi c'è tantissima teoria. Ho dei dubbi su A3, il punto è che ora C4 è più forte. Perché? Perché normalmente, per esempio, se il bianco arrocca e il nero gioca a C4, allora il bianco vuole rompere con B3, per esempio, una delle idee più forti. Ok, a parte alfiere G5 cavallo E5, è stata giocata anche in partita, un'altra delle idee più forti è B3, no? E il pedone in A3 non serve a nulla per provare a giocare B3, anzi alcune caselle possono essere indebolite, cavallo A5 controlla B3 per sempre, quindi questo potrebbe essere un rischio per il nero. Quindi nulla, dopo C4 il bianco gioca alfiere G5, il bianco fa pressione sul difensore di D5, arrocco E3, ecco ci può stare E3, anche se in generale è un po' strano aprire due diagonali bianche, non so, magari arrocco era più normale. Però ci sta E3, alfiere F5 e qua cavallo E5. Qua adesso è estremamente difficile. Infatti questa è già una posizione forse migliore per il bianco, ma estremamente innaturale. Per esempio qua al motore piace alfiere per F6, questa giocata all'indietro del cavallo, di retrocessione, che attacca D5. Su alfiere E6 si può giocare cavallo E2 per giocare cavallo F4, diciamo una reubicazione del cavallo per attaccare D5 è però inumana, non so, non ci avrei mai pensato, molto inumana, però non so, a me sembra inumana anche E3, non lo so, ma anche A3, probabilmente è preparazione da computer, ma a me non piace giocare in modo più classico, queste idee antiposizionali che hanno bisogno di uno studio molto molto profondo. Ma adesso vediamo che Keimer gioca in stile Alfa 0, avanza i pedoni A e H secondo la nuova regola dettata da Alfa 0, quando non sai cosa fare muovi i pedoni di torre. Ma sto anticipando tante cose, ora ci arriviamo poco a poco. Ok, qua E3, alfiere F5, il bianco gioca cavallo E5, cavallo D7, Abdusattorov giustamente cambia questi pezzi. Ora il bianco non ha tempo di catturare in D5 perché l'alfiere in G5 è in presa. Dopo H4 è stata giocata, su alfiere per, cavallo per, volevo dire, il cavallo difende D5, quindi nero ok. Quindi H4, ecco, H4, l'idea di Alfa 0, come dicevo, quando non sai cosa fare, muovi i pedoni H.
L'idea del bianco è che magari su alfiere per H per il bianco spera di creare iniziativa sull'H, il pedone in D5 è sempre in presa. Alfiere E6. Si poteva giocare H6 provocando alfiere per E7, cavallo per E7, dopodiché il nero nuovamente difende D5. Che alfiere E6, il bianco cattura, cavallo per, il bianco arrocca e ecco, a questo punto alfiere H3. Ecco, è molto naturale giocare alfiere H3 per cambiare l'alfiere buono del bianco. In ogni caso, il pedone in D5, anche se su colonna chiusa, è una debolezza permanente. A questo punto, alfiere per donna per, e ora punto esclamativo. Ora torre 1, mossa normale, si può voler rompere con E4. Interessante perché se si rompe con E4 il nero si libera della debolezza, ma il bianco attiva i pezzi e il pedone D diventa passato. È anche un pedone isolato, ma è anche passato, quindi interessante. Ora la donna torna indietro, ora ci sono tante mosse, molto bella H5, quindi come dice AlphaZero, quando non sai cosa fare muovi i pedoni H. Non si sa mai che si vuole giocare H6, non indebolendo il rocco nero, magari appoggiando tale spinta anche da re G2 torre H1. Il nero gioca F5, A4. Ci poteva stare di giocare anche H6, no? Perché su GPR la posizione del nero del rocco è molto debole, ma meglio aspettare. A4 prende spazio, quindi ancora la regola di AlphaZero, no? 4 a 5 un piano, così magari tempo fa sarebbe stato non impensabile, ma più difficile da realizzare. Torre F6, B3. Ecco, B3 finalmente la spinta di rottura tipica. Avevo detto già dall'inizio che in questa struttura quando il nero gioca C4 è tipico giocare con B3. A me sarebbe piaciuto farla fin da subito, però diciamo che il tempo ha dato ragione a Kimmer, perché alla fine è riuscito a effettuare tale mossa e grazie ad aver giocato a 4 il nero non può appoggiare il proprio pedone con B5. A questo punto il nero prende, perché se lascia prendere al bianco il pedone D diventa passato. Donna per, ora il bianco può avere pressioni sulle colonne C e B, il pedone in B7 e D5 sono leggermente deboli e quindi il bianco non ha grandi debolezze, ha una struttura migliore. H5 è debole, però magari il cavallo potrebbe rimanovrare F4, difende H5, il cavallo potrebbe manovrare anche D3, E5 o C5. Nero gioca torre H6, a questo punto donna B5 è interessante, perché su donna per, a questo punto il bianco può attivarsi. Sia con cavallo per, il cavallo può voler entrare in C7, sia anche A per, no? Creando una debolezza sulla colonna A. Per esempio se il nero prende in H5, il nero ha tanti pedoni deboli e non so, cioè il bianco potrebbe anche provare a raddoppiare le torri, no? Magari avere del gioco. Anche altre manovre il bianco, per esempio può giocare posizionale sulla colonna C, spostare il cavallo, entrare con la torre in C7 con un compenso più che sufficiente per il pedone H. Allora il nero ha giocato torre di 8 che mi era preso, a questo punto A5, interessante, torre per, sacrificio posizionale, torre B1, ora c'è un grande compenso, no? Lungo questa colonna. Il nero ha un pedone in più ma è pieno di debolezze, cavallo A4, un altro modo per far pressione su B7, è molto probabile che il nero debba restituire il pedone, resta torre B5, anche cavallo C5 poteva andare bene, e non c'è fretta comunque, torre B1, anche cavallo C5, no? Poteva andare bene, ci hanno subito pressione. Torre C1, presa, re G7, ora il pedone in B7 finalmente crollerà, no? Se il cavallo si muove può crollare D5 anche, su B6 catturiamo, su torre C7 che è stata giocata, cavallo C5 il pedone crolla. Se il pedone crolla poi il nero rimane con varie debolezze. Il nero gioca B6 per liquidare la lei donna, per torre per, e ora qua Dusatorov soffre. Grande prestazione di Kemer, il re bianco potrebbe centralizzarsi, c'è una dominazione in questo finale. Torre A7 per provare ad attivarsi, ora si tiene a bada questo pedone e qua è molto difficile il finale, questo cavallo salta, può andare dappertutto, può disturbare... Ops, mi è sfuggito il mouse, chiedo scusa. Allora torniamo. Ecco il problema di licenses.com, uno fa un clic su una freccia e ti porta all'inizio o alla fine. Ok, quindi qua G6 per consolidare la struttura, cavallo D3, il re si centralizza, molto tipico del finale, cavallo in questo avamposto. Il bianco può fare delle giravolte, può diciamo può infastidire il nero. Ora il nero difende il pedone, ma ora il cavallo si interpone e il re vuole entrare, poi si può provare ad avanzare i pedoni, c'è un bel vantaggio. Cavallo D3, torre B3, cavallo E5, ecco dopo tutte queste manovre G4 finalmente, una mossa tipica. A questo punto il nero gioca G5, se il nero prende in G4 il bianco prende, ora fa pressione sul pedone e in più il re deve mantenere difeso il cavallo, non può difendere H6
andare in G5 perché cade il cavallo, quindi il nero perde per forza materiale, no? Ed è un problema. E se il nero passa, torre a 6, poi si prende in F5, il cavallo non può prendere F5 perché cade G6, su G per altre debolezze, no? Si può attaccare il cavallo che difende tutti questi pedoni, su Re F8 cade H6, su torre C7 il bianco inizia ad attivarsi poco a poco e la posizione è sempre più difficile per il nero ogni mossa che passa. Poi cavallo D3, Re 5, cavallo F4 insinuandosi nelle retrovie nere e sarà sempre più difficile difendersi. G4 è una buona mossa che diciamo attacca la struttura nera. G5 è stata giocata, Re G3 aspettando, ora il nero gioca F4 che non sa più cosa fare, impazzisce, il bianco cattura, un diciamo che su Re per F4 segue torre per F2, però il bianco non ha fretta di catturare questo pedone, ora scacco, ora torre B6, non so se è la migliore, ma ok, il punto è che a questo punto c'è questa combinazione dopo torre per Re F6, torre per E7, ecco, su Re per E7, cavallo C6 doppio, e il bianco avrebbe un pezzo in più e vince questo finale facilmente, no? Perché un pezzo è un pezzo. Si vuole catturare qui, su Re C6, cavallo E2, poi si va a catturare il cavallo, poi tiene anche il pedone che non può spingersi oltre, il bianco vince. Però, bellissima combinazione, ora torre E4, ora il bianco ha due pezzi in presa, però mentre il nero li prende, il bianco prende vari pedoni. Ora, Re per, torre per H6, ora il materiale è pari ma il pedone G è più pericoloso, questi pedoni sono isolati mentre i pedoni bianchi sono potenzialmente uniti e unibili. Torre scacco, ora torre H8, ora il finale procede e qua il bianco avrebbe potuto pensare a catturare questo pedone, però dopo torre B3 il re deve retrocedere, no? E sarebbe molto difficile vincere perché ora c'è un attacco doppio contro la torre e il pedone in G4 e vincere sarebbe difficile, pressoché impossibile. Quindi torre F5 prendendo di mira tale pedone, torre D5, il bianco vuole andare pian piano a catturare tutti i pedoni, ora F4 per ora si tiene ma presto cade, il bianco gioca Re G2 perché vuole riattivare il re dall'altra parte e ora... E dopo varie manovre il bianco accerchia questo pedone, ecco qua arriviamo a questa conclusione, torre H6, ecco qua avevo detto che torre F8 vince, così come torre F7, la partita sta finendo, vediamo com'è finita, non lo so ancora, vediamo, Re F5, minaccia matto, torre B5, Re E6, a questo punto su torre B3, il nero ripete, minaccia di nuovo matto e il bianco deve dare scacco, quindi il bianco gioca G6 ma ora c'è del controgioco. G7, il pedone sta per andare a donna ma viene bloccato, Re H6, F3, il pedone nero corre, torre B8, torre H3, Re G6 e Re E5. La partita finisce patta. Ah no, Re E5 è una mossa sbagliata che compare nel programma, però probabilmente quando finisci, diciamo... Quando si finisce di sistemare una scacchiera digitale si mettono i re al centro, no? Sicuramente il nero non ha giocato Re E5, non avrebbe nessun senso, probabilmente il nero avrà continuato a dare scacco in questa posizione. Si continua a dare scacco e ora se il re bianco per esempio va in G8 che non può più promuovere, ora magari si può giocare Re E5, no? Perché ora se diciamo il re vuole provare di nuovo a mandare a donna il pedone, ok, può seguire F2, ora non so, il bianco può parare la promozione per poi promuovere, a questo punto la posizione è patta. Come si può pattare? Si può pattare per esempio dando scacco, Re 7, torre G3, Re F7, a questo punto il nero può pareggiare portando il proprio re. Perché? Perché dopo G8, torre per, Re F3 e poi Re E2 o Re G2 si promuove, la partita è patta. Quindi incredibile, la partita è finita patta, un bellissimo finale, un bellissimo mediogioco. A me ha sorpreso il finale ok, non so se vedere una partita in corso vi è piaciuto, è stato confusionario, potete scrivere nei commenti se magari le volte prossime volete che
che io aspetti che la partita finisca, la presenti dall'inizio alla fine, o se può essere interessante, no? Che inizia a commentarla mentre è ancora in corso e che scopra poi insieme a voi il risultato. Comunque, ora che Abdussatrov ha perso, ieri ha vinto, tutti i giochi sono aperti, e gli ultimissimi turni saranno avvincenti. Vediamo chi vincerà il torneo. Alla prossima!